Buonasera e benvenuti dal Paladirseo di Eboli, quarta giornata di Serie A Futsal, Feldi Eboli, Color Max Pescara Calcio a 5. Diamo lettura delle due formazioni per gli ospiti del Color Max Pescara Calcio a 5, numero 1 Mazzocchetti, 5 Galliani, 7 André, 10 Misael, 11 Morgado, 12 Dell'Onder, 14 Parra, 18 Coco Schmidt, 19 Pieragostino, 20 De Luca, 21 Ferraioli, 23 Scarnici, 29 Fabigno, 99 Santa Croce, l'allenatore è Saverio Palusci, mentre per i padroni di casa della Feldi Eboli numero 2 Lion, 4 Romano, 8 Spisso, 9 Fornari, 10 Arrieta, 11 Tres, 12 Piuzza, 13 Saponara, 14 Bagatini, 15 Poletto, 19 Giordano, 22 Ercolessi, 24 Caponigro, 92 Mancia. L'allenatore è Francesco Cipolla. A dirigere l'incontro i signori Acquafredda di Molfetta, Cefalà di Lamezia Terme, al crono il signor Giuseppe Aumenta di Sala Consilina. Adesso un minuto di raccoglimento in memoria di Squinzi, presidente del Sassuolo, venuto a mancare nella giornata di ieri. Adesso è davvero tutto pronto dal Paladirseo a dare il primo tocco al pallone. Saranno i giocatori ospiti del Color Max Pescara Calcio a 5 in divisa in completo giallo fluo, che attaccheranno da destra verso sinistra del vostro teleschermo. Risponde la Feldi in casacca di casa rosso-blu con pantaloncini e calzoncini blu, che attaccherà da sinistra verso destra del vostro teleschermo. Per la Feldi Lion tra i pali, Ercolessi, Mancia, Tres e Fornari. Risponde Saverio Palusci con Mazzocchetti tra i pali, Coco Schmidt, Misael, André e Fabigno. Si parte. Coco Schmidt subito alla ricerca di Misael. Ercolessi lascia che il pallone esca fuori. Fornari in avanti alla ricerca di Tres. Primo squillo Feldi Eboli di Rodney Tres.
Buonasera a tutti gli amici di PMG Sport qui dalla Pala di Irseo di Eboli. È iniziata da qualche istante la partita tra Fel di Eboli e Color Max Pescara. Ecco la Fel di Eboli a recuperare palle, a perderla con Tres. Misael rinviene Mancia. Lion spazza in avanti per nessuno. Dudu Morgado in avanti alla ricerca di Misael, di testa la sponda per Fabinho che prova a girarsi, rinviene la difesa, prova a ripartire allora Tres, è solissimo e allora ricomincia. Jader Fornari sbaglia il passaggio di ritorno per Marco Ercolessi, regalando di fatto la rimessa laterale agli ospiti. Dudu Morgado, Fabinho, bella palla per Misael, la parata di Lion. Fabinho esce dai blocchi, finisce a terra André, fallo di Felipe Mancia, che viene anche richiamato il direttore di gara. Sulla palla per il Color Max Pescara Ferraioli, è un po' più defilato André, ma Ferraioli sembrerebbe intenzionato a calciare. 1 minuto e 9 secondi sono passati dal fischio d'inizio. Ferraioli parte, colpisce la barriera, ancora Ferraioli, rinviene Tres che guadagna anche rimessa laterale. Ercolessi per Tres, scambiano i due, ancora palla per Ercolessi, avanza Tres, pressato, perde palla, Misael scivola, Ferraioli arriva, Misael, la puntata in controtempo che finisce al lato per fortuna di Lion De Freitas che non si era proprio mosso. Partito molto bene il Color Max Pescara calcio a 5, che adesso ci prova ancora una volta con Fabinho, salva Ercolessi. Con che veemenza ha cominciato il match il Color Max Pescara di Saverio Palusci. Gli abruzzesi giunti qui ad Eboli con tutte le intenzioni di fare il risultato. Risponde la Fer di Eboli con il sinistro di Marco Ercolessi che finisce al lato, applausi però del Pala di Irseu. Misael la alza alla ricerca di Fabinho, Ercolessi la tocca ma non riesce a controllarla. Dudu Morgado per André, Misael, giro palla del Color Max Pescara, si difende la Fel di Eboli nella propria metà campo, Misael vuole puntare, Tres la mette fuori. Fabinho, Morgado, André scicca la palla, Felipe Mancia a puntare Misael, gli si sovrappone Ercolessi ma viene scelto Tres. Fornari, il tacco splendido per Felipe Mancia.
Misael, la palla arriva a Dudu Morgado che la alza per André, troppo alta. Trascorsi 3 minuti di gioco, Feldieboli in possesso di palla con Marco Ercolessi, si allarga Lion ma non viene servito. Allora Tres, ancora per Marco Ercolessi, Jader Fornari, bel giro palla degli uomini di Cipolla che costringono i pescaresi a rintanarsi nella propria metà campo. Ercolessi per Mancia, converge verso il centro, bella imbocata di Mancia per Fornari, Fornari prova a girarsi, Morgado espertissimo glielo impedisce, Tres non riesce a tenere la palla in campo. Dudu Morgado, Fabinho cambia lato a cercare Coco Schmidt, rinviene Fornari che finisce a terra e subisce il fallo. Primi cambi per la Feldieboli, Bagatini ed Arrieta, pronti anche Poletto e Romano. Avanza Lion che serve Tres. Mancia a scambiare con Antonio Agna e Bagatini che poi sbaglia il passaggio. Rimessa laterale per gli ospiti. Coco Schmidt cerca l'imbucata, poi arriva Misael che calcia direttamente tra le mani di Lion che può far ricominciare i suoi. Viene scelto Kevin Arrieta, Romano la alza per nessuno. Palla alzata alla ricerca di Coco Schmidt, esce Lion che la mette in laterale. Coco Schmidt in avanti a cercare dell'Onder che lotta con Bagatini, finisce a terra l'attaccante del Pescara, non c'è nulla. Può ripartire Sergio Romano che allarga per Bagatini, ancora una volta male, un po' imprecisa la Feldieboli in questo avvio. Lion in avanti per Poletto che la tiene, dà modo ai suoi di salire, serve Arrieta. Romano, Bagatini, giro palla Feldieboli, si difendono bene in questo avvio le due compagini. Romano colpisce Poletto ma la palla arriva a Bagatini. Kevin Arrieta, Romano per Poletto che si protegge da Morgado, lo vuole puntare, ci ripensa e ricomincia. Kevin Arrieta, Kevin Arrieta ancora, prova a metterla dentro, gliela sporca Parra e sarà angolo. Romano la alza per la bomba di Arrieta, colpisce Coco Schmidt, Bagatini prova a lottare ma la palla viene recuperata. Allora Dudu Morgado serve
serve Parra che calcia. Non c'è stato il tocco di Sergio Romano, sarà rinvio dal fondo. 6 minuti di gioco, sempre 0-0 il risultato tra Feldi Eboli e Color Max Pescara. Adesso in possesso di palla la formazione di Francesco Cipolla, che rischia di perderla. Rinviene però Bagatini con Poletto a terra. Palla in avanti per lo stesso Fabio Poletto. Lotta tremenda a centrocampo, ne esce vincitore Poletto, che poi deve arrendersi sul contrasto di Coco Schmidt. Rumoreggia il Palla d'Irseu che avrebbe voluto un fallo. Non sono dello stesso avviso i direttori di gara. Sarà semplice rimessa laterale per gli ebolitani di Cipolla. Arrieta per Sergio Romano. Romano calcia di sinistro, Mazzocchetti, poi Poletto male. Coco Schmidt allarga rischiando per André, va a lottare Arrieta, ma la rimessa dal fondo è per il Color Max Pescara. André per Coco Schmidt. Dell'Onder recupera palla Poletto che calcia. Dell'Onder riesce a murare André, l'ex di giornata. Eccolo che serve Parra. André poi prova ad alzare la palla. Sarà rimessa laterale per gli uomini di Francesco Cipolla, quando sono trascorsi ormai 7 minuti e 4 secondi di gioco. Kevin Arrieta cerca l'imbucata e la trova per Poletto, che deve difendersi dall'espertissimo Coco Schmidt. Finisce a terra Poletto, non c'è nulla. La palla ce l'ha Sergio Romano. Antonio Bagatini. Romano trova la finezza. Bagatini per Romano. Prova l'imbucata per lo stesso Bagatini, che però aveva fatto tutt'altra traiettoria con la sua corsa. Allora possesso Color Max, alla ricerca di André, che riesce a tenerla in campo. Parra. Coco Schmidt. Avanza Coco Schmidt, lo chiude Poletto con estrema facilità, poi prova ad andarsene Poletto, la tiene in campo Fabio Poletto. Ancora lui, vuole andare da solo, lo chiudono in due, alla fine è lui a commettere fallo e si prende anche un generosissimo giallo, con relativi fischi per la decisione dell'arbitro da parte del Palla d'Irseu. Palla in avanti per Misael, che cicca la conclusione. Corner per la Feldi Eboli, una sorta di trenino con Mancia che se ne va, Ercolesi che se ne va, palla alzata per Fornari che calcia. Non trova lo specchio, Mazzocchetti lancia velocemente per Fabinho che la sporca di testa. Para Lion. Mancia in difficoltà per Tres, che guadagna il laterale. Tres si allontana perché sa bene che la rimessa sarebbe del Pescara, però il direttore di gara l'ha data alla Feldi Eboli, che ringrazia ed avanza con Lion De Freitas, che ha un'idea bellicosa ma non la trasforma. Adesso lui in possesso, la sposta, serve Mancia in angolo per Tres, che prova a metterla sul secondo palo,
gliela sporca in maniera decisiva Fabinho. Mancia prova l'imbucata, chiude Misael, Ercolessi, Fornari, ancora giro palla Feldieboli contro una difesa molto attenta del Color Max Pescara. Adesso Fornari se ne va, atterrato da Coco Schmidt. Tutto il Paladirceo vorrebbe il giallo perché Fornari era praticamente arrivato quasi a tu per tu con il portiere. Metro di giudizio del direttore di gara ancora da capire. Ha ammonito prima Poletto e adesso non ha ammonito Coco Schmidt per un fallo non più grave come cattiveria, ma perché ha interrotto una chiara occasione da gol. Comunque batte Ercolessi, calcia direttamente tra le mani di Mazzocchetti. C'è solissimo Fabinho che viene servito con un po' di ritardo da Morgado, ma la palla gli arriva lo stesso. Cambia lato e va da André. È rientrata però la Feldieboli. André in avanti per Fabinho. Cliente scomodo per Marco Ercolessi, palla dentro per Morgado sul più bello chiuso da Mancia, che adesso deve allontanarla. Misael in pressione su di lui, commette fallo. Palla in avanti per Fornari, Mazzocchetti in qualche modo. André in avanti per nessuno, direttamente tra le mani di Lion, che rilancia per Fornari, ancora a lottare con Mazzocchetti. Sarà laterale per la Feldieboli. Ercolessi la chiama Lion, non viene servito però. Viene servito adesso. Calcia Lion, fortissimo ma molto impreciso. Palla in avanti per Fabinho che la mette giù splendidamente. La mette dentro, la palla resta lì, alla fine Lion. Che brivido però per la Feldieboli. Lion alla ricerca di Fornari. Su di lui Galleani. Tressa avanza. Bella imbucata per Fornari, bellissima palla di ritorno. Ma riesce a chiudere Dudu Morgado. Ancora Fabio Rodriguez da Silva, in arte Fabinho che guadagna laterale. E time out Color Max Pescara, calcio a 5. Un minuto di pausa anche per noi. Cioè te lo giuro, hai fatto saltare la diretta, no? No, ho tolto l'audio. Hai fatto saltare la diretta.
Esaurito il tempo a disposizione del time out richiesto da Saverio Palusci, si riparte con Dudu Morgado sulla palla che serve Galliani. Fabinho, tacco per Morgado, rinviene Tres nel duello tra numeri 11. Palla alzata per Fabinho che calcia altissimo. Ercolessi prova ad alzarla per Tres, lo fa in malo modo. Laterale Feldi Eboli. Fornari prova a calciare col tacco, Mazzocchetti para e fa ripartire i suoi. Morgado allarga male. Fornari, Galliani sulle sue tracce, di tacco la palla per Mancia, ancora dentro, bella per Fornari che però non ci arriva. Riparte Fabinho, lascia sul posto Ercolessi ma rinviene Mancia. Lion per Ercolessi, Tres, bucata per Fornari che si gira stupendamente. Fornari non trova la porta. Morgado per l'imbucata di Misael sbagliata. Fornari, la tocca per Lion che la imbuca ancora per Fornari che si gira, atterrato da Misael che viene ammonito. Calcio di punizione interessante per la Feldi Eboli, ma il direttore di gara ha qualcosa da dire alla panchina della Feldi e c'è anche bisogno dello spazzolone. Tutto pronto per questo calcio di punizione. Sulla palla Tres, più defilati Fornari e Mancia. Sul secondo palo Kevin Arrieta. Tres calcia direttamente in porta, Mazzocchetti la fa sua e rilancia per Galliani, chiude lo stesso Tres.
Galliani per Morgado. Arrietà. Tres. Jader Fornari. Arrieta sbaglia. Fornari per Tres che non la tiene in campo. Fase un po' confusa del match. Adesso Color Max in possesso palla, Misael alla ricerca di Dell'Onder, non ci arriva. Trascorsi 13 minuti e 50 secondi, 12 minuti e 50 secondi di gioco al Pala d'Irseu. Risultato bloccato sullo 0-0 con occasioni importantissime, davvero poche. Poletto adesso prova a girarsi, Coco Schmidt rinviene. Arrieta alla ricerca di Romano, chiuso da Misael. Dell'Onder per Misael, è solo contro Lion, col petto la para Lion. Corner per gli ospiti, Coco Schmidt sulla palla, fuori per André che calcia di collo pieno e non c'entra il bersaglio di tantissimo. Lion adesso alla ricerca di Poletto che la tiene in campo, cambia lato per Saverio Palusci che però non gioca, allena e non allena neanche la Feldieboli ma il Color Max Pescara. Laterale ospite con André alla ricerca di Dell'Onder. Arrieta che recupera palla, Arrieta che calcia, era arrivato come un treno Poletto dall'altro lato, non l'ha visto Kevin Arrieta che adesso va a pressare su André che cerca e trova Dell'Onder che ha l'onere di girarsi su Bagatini. Misael prova a calciare, sporcata la sua conclusione che poi finisce addosso ad André. Laterale quindi per la Feldieboli. Kevin Arrieta, bella imbucata per Poletto. Arrieta, Poletto, Romano, ancora dentro per Poletto, chiude André, corner Feldieboli. Romano per la conclusione di Bagatini, altissima. Coco Schmidt per Parra, si lancia Coco Schmidt con la testa Poletto, appoggia per Bagatini. Ancora Bagatini per Romano, Poletto, tacco per nessuno. (5:22) ci separano dall'intervallo, sempre 0-0 tra Feldieboli e Pescara.
con Romano adesso che guadagna laterale, serve Arrieta per Bagatini, Poletto, si fa sentire Coco Schmidt, prova a girarsi Poletto, Arrieta, converge e calcia, Murato, Romano alla fine saggiamente ricomincia da Lion, che può salire. Lion rischia, serve però Bagatini che è solissimo, Bagatini calcia, la palla resta lì, non riesce a segnare Poletto. Ma le incursioni di Lion possono essere importanti in una serata come questa, dove la Fel di Eboli non riesce a scardinare la difesa avversaria. Bagatini ancora per Poletto, Coco Schmidt chiude, Romano scambia con Arrieta che però gliela passa quando ormai era già via Romano, contropiede che non dà i suoi frutti però per gli ospiti. Lion in avanti, Parra di testa, la mette in rimessa laterale. Ercolessi per Romano, pronti a rientrare Mancia e Fornari per la Fel di Eboli per questi ultimi 4 di gioco. Arrieta la alza alla ricerca di Romano, Parra di testa, attenzione al contropiede, Fabigno perde di vista il pallone. Lion, Arrieta, c'è solissimo Ercolessi dall'altro lato, servito con ritardo e anche male da Kevin Arrieta. Parra, Morgado, Andrei, bel giro palla degli ospiti, solissimo Andrei contro Lion. Pericoloso il Pescara. Mancia, Ercolessi, si muove Mancia, viene servito, vuole puntare Andrei, serve Ercolessi, sporcata la conclusione da Fabigno, non secondo il direttore di gara, batte veloce Mazzocchetti per evitare strani ripensamenti, palla dentro per Fabigno che non controlla. Palla in avanti per Fornari, Mazzocchetti non riesce a chiuderlo, Fornari prova una giocata incredibile ma non gli riesce, poi accompagna gentilmente all'uscita Dudu Morgado e guadagna la rimessa laterale. Viene ammonito Fornari per proteste. Secondo giallo gratuito per la Fel di Eboli. Mancia a puntare Parra che lo chiude. Tres calcia di punta, Mazzocchetti chiude. Toccata la palla per Fornari che calcia, non trova la porta. Morgado in avanti, Fornari la tocca per Lion. Mancia, sposta e calcia, Mazzocchetti. Palla alzata per il sinistro di Fornari, murato da Galliani.
Ercolessi calcia ancora Mazzocchetti. Mancia per Fornari, palla sul secondo palo, Mazzocchetti per un attimo la lascia lì. Fabigno, Parra, Fornari rinviene, messo a terra da Parra, ammonito il 14 del Color Max Pescara. E time out per Francesco Cipolla. Un attimo, anzi no, non è time out, è quinto fallo per gli ospiti. E 27 segna il cronometro e sono i minuti che mancano all'intervallo. Calcio di punizione adesso per gli uomini di Cipolla. Vediamo se proveranno qualcosa o calceranno come hanno fatto nelle altre circostanze. Sulla palla Arrieta, calcia Arrieta, colpisce Morgado, anzi no, colpisce Fornari, sarà a fondo. Mazzocchetti per Morgado, Coco Schmidt in avanti per Fabigno che non la tiene, prova a pigiare il piede sull'acceleratore in questo finale di prima frazione alla Feldieboli. Boccata la palla per Fornari da Tres, Fornari prova a girarsi, Coco Schmidt immenso lo chiude e riparte, serve Morgado che sfiora il gol. Vicinissima la formazione ospite al gol con Dodù Morgado in azione di contropiede lanciato da Coco Schmidt. Ercolessi prova a scucchiaiare per Tres con la testa Mazzocchetti, la mette via. Lion rilancia in avanti per Tres che la riceve, poi sbaglia il passaggio per Fornari. Avrebbe potuto anche concludere Rudney Tres, ha preferito il ricamo per Jader Fornari che però era marcato. La tiene in campo Misael in qualche modo, Fabigno prova a servire Coco Schmidt, la palla resta lì, la recupera Mancia, possibile 2 contro 1, Mancia prova a servire Fornari, chiude Misael e si fa male Mazzocchetti nello scontro. Corner Feldieboli, sulla palla Marco Ercolessi, prova a metterla dentro alla ricerca di Felipe Mancia, chiude la difesa, 1:35 da giocare. Mancia per Arrieta, Ercolessi, Fornari per Lion che può avanzare, deve avanzare, calcia Lion, l'ha toccata Mazzocchetti.
Corner Feldieboli, Felipe Mancia sulla palla, l'alza per Ercolessi che stoppa, calcia, devia Morgado, la palla quasi diventa buona per Fabinho, ma chiude Lion de Freitas. Portiere di movimento per il Color Max Pescara con André, ovviamente col fine di gestire la palla per evitare di commettere il sesto fallo che porterebbe a tiro libero la Feldieboli. Prova a salire la Feldieboli, Fabinho sbaglia e poi si mette in ostruzione davanti alla palla. Incredibile. Non posso commentare, ma è incredibile. Ercolessi. Tress si appoggia a Lion che avanza, va da Mancia, Tress è solo, allarga per il destro di Ercolessi, alto. Palla in avanti per Fornari, vola Mazzocchetti. Mancia per Tress che vuole far salire Lion. Lion sale, allarga ancora per Tress. Lion supera il centrocampo e può giocarla, calcia addosso a dell'Onder, rischio incredibile, ma finisce così la prima frazione. Feldieboli 0, Pescara 0. Ci risentiamo per la ripresa. Riparte la ripresa tra bentornati da Eboli per la ripresa tra Feldieboli e Pescara. Prima frazione si è chiusa sullo 0-0. Vediamo invece cosa ci regalerà questa seconda parte di match. Feldieboli in possesso di palla. Con Fabio Poletto che va da Kevin Arrieta. Si propone ancora Poletto, Arrieta tentenna e alla fine ricomincia. Misael colpisce Coco Schmidt. Ercolessi per Mancia. Poletto, gli si sovrappone Marco Ercolessi, servito ancora Mancia. Kevin Arrieta vuole puntare Fabinho, ci ripensa e serve Mancia. Si propone Poletto che prova a girarsi, lo chiude André, guadagna anche il laterale. Misael spazza, troppo lunga la palla per poter arrivare a Fabinho. Ercolessi per Poletto. Poletto prova a girarsi, non riesce. Poi Misael sbaglia tutto e regala la palla alla Feldieboli. Lion in avanti per lo stesso Poletto, lo chiude Coco Schmidt. André la fa sua, calcia, la parata di Lion.
Coco Schmidt la alza per Misael, che liscia la conclusione praticamente, che poteva essere pericolosa. Coco Schmidt in avanti, Mancia, la lascia a Lion, in avanti per Poletto, per Ercolessi che calcia, corner per la Feldi Eboli. Sulla palla c'è Ercolessi, l'alza per Arrieta che calcia, non trova la porta. André in avanti per Fabigno, isolato contro Ercolessi che lo chiude. Laterale alla fine per gli ospiti. Coco Schmidt alla ricerca di Fabigno, Fabigno si gira e calcia, Lion para, era finito a terra Ercolessi. Direttore di gara non hanno ravvisato nessun fallo. Palla dentro, chiude Arrieta, rinviene Coco Schmidt, la palla resta lì, Poletto prova ad uscire, alla fine l'ultimo tocco è della Feldi. Palla per Coco Schmidt, Misael calcia da centrocampo, ribattuta la sua conclusione, Arrieta prova a tenerla in campo ma non ci riesce. Coco Schmidt la tocca per Misael, calcia, deviata, poi Mazzocchetti ancora per Misael, a duellare con Arrieta, arriva Fabigno che calcia. Laterale, Coco Schmidt dentro per Fabigno, fallo di mano. Poletto, serve Ercolessi, la puntata di Ercolessi, fuori. Già da scorsi 2 minuti e 43 secondi di gioco. Coco Schmidt la alza per Misael, bellissima palla, Misael! 1-0, Color Max Pescara, l'ha messa dentro Misael. Passano in vantaggio gli ospiti grazie alla rete di Misael. Si fa dura adesso per la Feldi Eboli che deve rincorrere, sotto dopo 3 minuti di gioco del secondo tempo. Mazzocchetti in avanti per Fabigno, Arrieta la lascia a Lion, Mancia, avanza Mancia, Arrieta prova l'imbucata brutta, innesca il contropiede del Pescara con Misael, sul secondo palo c'è André, Misael per Coco Schmidt, calcia André, può ripartire adesso la Feldi Eboli con Arrieta, la tiene forse troppo, Arrieta, serve Ercolessi, dentro per Poletto, non va.
doccia gelata per la Feldi Eboli, che adesso è sotto di 1. Calcio d'angolo, sulla palla c'è Fornari, l'alza per la conclusione di Tres, che va fuori di moltissimo. Mazzocchetti per Parra, Morgado in avanti, chiude Bagatini, Parra colpisce Tres e guadagna laterale. Mazzocchetti in avanti direttamente tra le mani di Lion. Fornari prova a prendere posizione su Andrei dall'altro lato del campo ma non ci riesce, allora la palla viene servita per Tres. Bagatini per Romano, ecco la palla che arriva a Fornari, non riesce però a girarsi. Morgado controlla che la palla vada in laterale. Fornari vorrebbe laterale per la Feldi ma non è così, ha provato la furbata. Morgado, Andrei, Parra, converge verso il centro, calcia Parra, Bagatini lo mura, può ripartire Tres, prende il centro Tres e sbaglia il passaggio per Fornari. e 54 minuti trascorsi in questa ripresa che ha visto il Pescara passare in vantaggio con la rete di Misael. La Feldi Eboli adesso è in difficoltà. Fornari, Romano, Bagatini, malissimo Romano, regala la palla a Morgado che va da Galliani che calcia di punta. Lion la mette in angolo, palla per Morgado, Bagatini forse con la mano, alla fine Tres la mette fuori. Prova a recuperare palla Romano, ci riesce, alla fine Fornari messo a terra da Galliani, non c'è nulla. Romano dentro per Fornari, Fornari di destro per Sergio Romano, 1-1 Feldi Eboli. L'ha messa dentro Sergio Romano per l'1-1 della Feldi Eboli nel momento di massima difficoltà. La solita giocata del campione di Jader Fornari che ha trovato Sergio Romano indisturbato, che ha dovuto solo metterla dentro. Adesso prova di inerzia ad andare avanti la Feldi Eboli, subisce palla Fornari. Calcio di punizione Feldi Eboli, sulla palla c'è Mancia. Parte Fornari, colpisce la barriera, la palla è ancora sua, prova a scambiare con Mancia, Fornari la perde, allora Dudu Morgado riparte dall'Onder. Galliani. Morgado, bella palla per dall'Onder. Tres raddoppia e recupera palla. Poi Galliani lo chiude sul più bello.
Bagatini, Fornari, prova il tacco lungolinea per Mancia, Galliani protegge l'uscita di Mazzocchetti. All'Onder, alla ricerca di Galliani, ci mette la testa Mancia, Bagatini rischia di perderla con Misael che è scatenato. Bella palla di Lion intanto per Fornari, Tres riceve, Tres la mette dentro e c'è l'autogol di Misael, sorpasso Feldieboli, 2-1. E time out Palusci, l'ha rimessa in piedi prima con Romano e poi si è portato in vantaggio con l'autogol di Misael la Feldieboli. Adesso il Paladirceu fa festa. Si esaurisce il tempo a disposizione del time out richiesto da Saverio Palusci, che si è trovato per qualche istante in paradiso. Poi la Feldieboli è tornata in partita prima con il gol di Romano e adesso a 6:52 della ripresa si è portata in vantaggio grazie all'autorete di Misael, propiziato dalla palla messa dentro da Rudney Tres, che per dovere di cronaca, è giusto dire, sarebbe comunque arrivata tra i piedi di Fornari, quindi aveva provato a salvarla Misael, che alla fine se l'è messa in porta. La Feldieboli sembrava tra virgolette spacciata dopo il gol dello stesso Misael, ma il calcio a 5 è questo e il tempo sul cronometro era tantissimo e lo è tuttora, e adesso si è ribaltata la situazione con la Feldieboli che è sopra di un gol e adesso il cronometro segna 7:10. Adesso Lion serve Fornari, vedremo se la Feldieboli continuerà adesso a macinare gioco o piuttosto sarà il Pescara a pigiare il piede sull'acceleratore. Fornari finisce a terra, la tiene però in campo, anzi no. Ammonito in panchina Giordano della Feldieboli. Riparte il gioco con il Color Max Pescara in possesso di palla, sbaglia però Morgado. Tres per Bagatini, ancora per Tres, si muove in avanti Fornari, ma Tres sceglie ancora una volta Bagatini. Mancia, la alza alla ricerca di Tres con la testa, bravo Mazzocchetti a leggere la situazione. Morgado sbaglia ancora una volta il passaggio. La conclusione di Fornari e c'è la rete, Jader Fornari, 3-1 Feldieboli.
situazione rocambolesca. Fatto sta che la Fel di Eboli ha segnato il gol del 3-1 con Jader Fornari. Palla in avanti adesso Misael solo contro Lion. Sciupa malamente Misael. Lion in avanti per Poletto. Bagatini molto più sicura adesso la Fel di Eboli e si vede nella maniera in cui gioca. Recupera palla però Fabinho che prova a lanciarsi ma la perde. Arrieta sbaglia il passaggio, contropiede, 4 contro 2. Morgado finisce a terra l'uomo della Fel di Eboli. Morgado non riesce a tenerla, poi mette a terra Lion, anzi è Coco Schmidt che ha messo a terra Lion e viene ammonito. Quinto fallo Color Max Pescara con ancora 11 minuti e 27 secondi da giocare in questa ripresa, con la squadra di Palusci sotto di 2 reti. Riparte il gioco con la Fel di Eboli in possesso di palla e in vantaggio di 2 reti. Romano, Arrieta, Andrei per Coco Schmidt. Mancano 10 minuti e 50 secondi alla fine del match e gli ospiti del Color Max Pescara hanno già raggiunto quota 5 falli, quindi adesso giocheranno praticamente metà secondo tempo con il rischio tiro libero ad ogni fallo. Bagatini spinto da Dall'Onder ed è fallo. Proprio adesso l'avevo citato il tiro libero, si arrabbia moltissimo Palusci con Dall'Onder. Palusci infuriato con il suo numero 12 che forse non si era accorto dei 5 falli commessi dai suoi. Fatto sta che sarà tiro libero per la Fel di Eboli e sulla palla c'è ovviamente Jader Fornari. Fornari contro Mazzocchetti. Va Fornari! Dove l'ha messa Jader Fornari? 4-1 Fel di Eboli, esplode il Paladirseu.
Feldi Eboli trasformata dopo il gol subito da Misael. In questa metà di secondo tempo abbiamo visto di tutto, mentre c'è Dall'Onder che recupera palla e calcia, ma ha commesso fallo di mano. L'arbitro non ha alzato la mano, quindi sarà tiro libero. Altro tiro libero Feldi Eboli. Dall'Onder sta facendo penare Saverio Palusci. Dicevo comunque Feldi Eboli che dopo aver subito il gol di Misael ad inizio ripresa è stata per un attimo in balia dell'avversario, poi con il gol segnato da Sergio Romano la squadra di Francesco Cipolla si è trasformata ed ha iniziato a macinare gioco e gol. 4-1 segna adesso il tabellino e tiro libero. Parte Fornari, ancora Jader Fornari, 5-1 Feldi Eboli. Dall'Onder vuole riscattarsi, ma viene murato da Ercolessi. 5-1 Feldi Eboli, 10 minuti trascorsi, 10 da giocare alla fine del match. Praticamente 6 gol in metà frazione dopo che il primo tempo era terminato 0-0. Ma il Pala Dirseu è davvero festoso adesso, complice ovviamente il risultato. Andrei in avanti per Dall'Onder, ancora per Andrei, adesso deve alzare i ritmi e non di poco la formazione ospite che è sotto di 4 reti. Infatti inserisce subito Misael, portiere di movimento Palusci, non può altro perché sono sotto di 4 gol e hanno anche già commesso 7 falli e subito quindi 2 tiri liberi praticamente nel giro di 10 secondi circa. Vediamo adesso se avrà l'effetto sperato il portiere di movimento. C'è Misael con la maglia da portiere. Coco Schmidt predica calma, Fabinho si arrabbia perché dice: caro Coco, stiamo perdendo di 4. Bel giro palla, peccato che la palla finisce fuori. Coco Schmidt poi la butta via, è anche già ammonito, lo grazie al direttore di gara. Entra Caponigro dalle file della Feldi Eboli. Lion in avanti per Poletto. Ercolessi per Arrieta che prova il controllo orientato ma non trova proprio la palla. 8:45 da giocare, Feldi Eboli 5, Pescara 1. Dall'Onder riceve e alla fine guadagna laterale, può rientrare Misael con la maglia da portiere di movimento. Palla imbucata per Dall'Onder che sbaglia il passaggio. Rientra in porta Misael, potrebbe approfittarne la Feldi Eboli. Misael non ha fatto in tempo a dare il cambio a Mazzocchetti, quindi resta lui in porta. Ercolessi aveva passato indietro per Lion che però l'aveva già toccata in questa azione e ha lasciato scorrere in corner. Fortunato Ercolessi che la palla non fosse indirizzata verso lo specchio della porta.
scambia con Fabinho, poi Coco sbaglia e il passaggio. Time out Francesco Cipolla, che può dirsi ampiamente soddisfatto dei suoi. Un attimo di pausa anche per noi. Danilo Dama va a te panina, va a te panina. Ogni tanto si è bloccato. Chi ha risolto? Si ritorna in campo dopo il time out richiesto da Cipolla. 7 minuti e 50 da giocare, 7 e 50 che ci separano dalla fine del match. Feldieboli in totale controllo in questo momento. Palla in avanti, Galliani la fa sua, Bagatini rinviene, allora Tres, serve Lion, la dà Poletto, Bagatini, Poletto, a puntare Coco Schmidt, Ercolessi ancora una volta vuole servire Lion. Sembra aver dimenticato le regole del gioco Marco Ercolessi. Eppure è uno che di esperienza ne ha tanta. Ovviamente si sarà lasciato prendere dal momento. Momento importante, momento dove la Feldieboli deve difendersi. Morgado. Dall'Onder. Fabinho sbaglia il passaggio. Male anche col portiere di movimento adesso il Color Max Pescara. Lion serve Bagatini per Ercolessi. Tres, bella palla di ritorno per Ercolessi, troppo lunga però. Può risalire il Color Max Pescara. Fabinho dall'Onder, giro palla Pescara, Fabinho prova a metterla dentro, la palla rimbalza sui piedi di Caponegro e arriva a Morgado. Caponegro finisce a terra, allora Fabinho allarga per dall'Onder, Misael, dall'Onder, bruttissima palla arrivatagli da Misael. Controfallo fischiato a Tres, allora Misael, palla dentro di André, chiude in qualche modo Ercolessi. Coco Schmidt, André va a giocarla, Misael, ha un po' di spazio Morgado, ma ritorna da Coco Schmidt, ancora Morgado, dall'Onder, può calciare, lo fa, Bagatini, ci mette il piede.
Ancora dall'Onder, gli mette un po' di pressione Bagatini, riesce ad appoggiarsi comunque su Coco Schmidt. André Ferreira, Coco Schmidt, calcia di punta, para Lyon. Misael, calcia, ancora Lyon. Adesso Morgado, Lyon fa gli straordinari, poi calcia Bagatini. Coco per Misael, cambia lato per André, che scambia con Coco Schmidt, calcia André dall'Onder, non arriva sul secondo palo. Lyon rilancia per Ercolesi, calcia Caponigro, Mazzocchetti. Aveva tirato un missile terra-aria Vincenzo Caponigro, Mazzocchetti è riuscito a pararla. (4:29) al termine del match. Palla per Caponigro, la parata di Mazzocchetti, altro autogol, anzi è gol di Fabio Poletto, il primo ai Maiafeldi Eboli, e 6-1. Feldi Eboli, primo gol in campionato in Maiafeldi per Fabio Poletto, che è stato lesso sulla ribattuta di Mazzocchetti. Fabinho intanto, chiuso da Caponigro, ancora Caponigro, la tocca con le mani, calcio di punizione, già battuto, Dudu Morgado ci prova, ma Marco Ercolesi è un muro. Fabinho per André, Parra, rinuncia al portiere di movimento Palusci dopo il 6-1. Morgado prova la giocata su lungolinea, lo chiude Marco Ercolesi. Palla dentro per Parra, intanto chiude Felipe Mancia. Ancora 3:40 da giocare, ma la Feldi Eboli ha chiuso la pratica con il gol di Fabio Poletto, se mai ci fosse stato bisogno. Fabinho scambia con André, la palla arriva a Morgado, che calcia addosso a Caponigro. Palla dentro intanto per Galliani, che non ci arriva. Esordio in Maiafeldi per Alessio Saponara. Parra, palla per Fabinho, si riunisce Saponara che si becca il tunnel, Fabinho calcia, la parata di Lyon, poi Caponigro la vuole appoggiare a Lyon, ma Tres non si fida e la butta via.
Fabinho, su di lui c'è Caponigro, la palla arriva a Parra che prova a scambiare ma lo chiude Saponara fallosamente. Fabinho, calcia in porta, colpisce la barriera. Riparte Felipe Mancia, vuole puntare, rinviene Caponigro che la serve ancora per Mancia, che adesso prova una giocata incredibile, poi ricomincia, ispirato adesso Mancia e il punteggio glielo permette. Tres, Caponigro, sposta e calcia, ribatte la difesa. Fabinho è arrabbiatissimo, viene richiamato dall'arbitro, tra l'altro è già ammonito il 29 del Color Max Pescara e sul punteggio di 2-1, di 6-1 chiedo scusa, e a 2 minuti dal termine sarebbe davvero inutile l'espulsione. Caponigro intanto alza per Tres che fa un altro fuoricampo. Coco Schmidt dalla panchina insulta Felipe Mancia, non molto contento delle giocate provate dal numero 92 della Feldiebole, il capitano del Color Max Pescara. Galliani, Parra, ancora per Galliani, a puntare Caponigro che lo stende, calcio di punizione. Lion ne mette solo uno in barriera. Ferraioli sulla palla, calcia, colpisce Lion, Caponigro per Mancia, messo a terra da Galliani, Caponigro la alza per Saponara, solo contro il portiere Saponara, calcia fuori di molto. Entra anche Spisso, esordio in maglia Feldi anche per lui, mentre la panchina del Color Max Pescara ce l'ha a morte con Felipe Mancia. Ferraioli, Galliani, palla dentro, ancora Parra, Saponara prova a chiudere, Galliani, fa festa il Paladirseu. 1 minuto esatto al termine del match, Galliani in possesso di palla. Parra calcia in porta, lo mura Rudney Tres. Palla dentro alla ricerca di Ferraioli, protegge Spisso l'uscita della palla. Tres, avanza palla al piede, Lion dall'altro lato la vorrebbe, un tiro Lion lo proverebbe anche sul 15-1, anche con 5 secondi sul cronometro, perché a Lion calciare in porta piace e lo sappiamo. Eccolo Lion che serve a Rieta. Tres, Spisso,
Cambia lato, bella palla per Arrieta, bravissimo Mazzocchetti. 11 secondi al termine. Il Paladirceo non smette di applaudire i propri beniamini. La palla arriva a Lion che calcia alto, non ritorna in porta. Mazzocchetti serve Galliani. Ferraioli, la palla resta lì, Spisso a lottare, ma il cronometro segna 0. Finisce qui la Fel di Eboli, vince e convince 6-1 ai danni del Color Max Pescara, e 3 punti ritrovati dopo il piccolo passo falso di Catania. Terzo tempo a centrocampo per questa sera è tutto. Un saluto e un ringraziamento da Carmine Fine, ci risentiamo per la prossima gara casalinga della Fel di Eboli.